Buongiorno a tutti. Ringrazio la Presidenza di aver accettato la mia proposta di questa piccola esposizione. Sempre difficile proporre un argomento di matematica a un istituto che raccoglie in sé sia arte, scienza e, e letteratura. Quindi io cercherò di fare del mio meglio e prendo spunto dalla vita soprattutto di Alexander Grothendieck che ha passato il secolo XX. Questa è una foto di lui e io vorrei cominciare dai genitori. Penso sia importante per capire anche l'evoluzione matematica di questo collega. Suo padre era Sasha Sapiro, che è nato nell'89 da una famiglia ebraica quello che adesso è in Russia, ma è stata un po' disputata tra Russia, Bielorussia e Ucraina, quello che gli storici odierni indicano come la Blood Land, come dice Snyder, una terra di sangue. Nel 95 a 16 anni è condannato a morte, è un gruppo anarchico e assieme ad altri suoi compagni. I suoi compagni sono tutti uccisi, si dice che ha visto la morte dei propri compagni, mentre lui è condotto all'ergastolo. E nel 17 c'è il caos della rivoluzione, scappa. Entra in un gruppo anarchico, nazista, nazionalista, contadino ucraino, che adesso è un po' risalito all'attualità, del generale Makhno, che è un eroe dell'Ucraina in questo momento, il quale combatteva non solo con gli austro-germani, ma anche contro i bolscevichi e anche contro l'Armata Bianca. È catturato dai bolscevichi e condannato un'altra volta a morte, e ormai lui è un vero guerriero, ha un sacco di nomi, si chiama Alexander Tanarov, si chiama Sasha Piotr Sergei. E nel 21 evade ancora, questa volta perde un braccio e scappa da quella che era questa terra di sangue e di combattimenti, e vaga a Berlino, Parigi, il Belgio, e continua a chiamarsi Alexander Tanarov e fa il fotografo di strada. Nel 24 arriva a Berlino e incontra Anka Grothendieck, che è una scrittrice anarchica, e si presenta al marito, per raccontare uno che è stato condannato 2 volte alla morte, con una semplice frase: ti ruberò tua moglie. Effettivamente ci riesce, questa è stata la sua presentazione, e eccolo qui vedete il nostro eroe, vedete il braccio, l'altro ovviamente l'aveva perso. E mentre qui vediamo la foto della famiglia anarchica, no scusate, è la figlia che è diventata anarchica, che è la prima a sinistra, un po' di gauche caviar si chiamerebbe all'epoca, forse aveva un nome un po' diverso. Bene, nel 28 ha rubato la moglie e quindi nasce, insieme alla moglie che si chiamava Grothendieck, Alexander Grothendieck, però all'anagrafe il suo nome era Radaz perché la moglie non aveva ancora avuto il divorzio. Per 3 anni Anka Grothendieck e Shapiro vivono assieme e dobbiamo tener conto che Anka aveva un'altra figlia, Maida Radaz, che veniva dal primo matrimonio. C'è il 30, l'ascesa del partito nazista. Shapiro è uno che rompe le scatole, ebreo, anarchico, è stato condannato a morte, un immigrato illegale e fugge in Francia, quindi lascia la famiglia. Anka lo raggiunge nel 1933, quindi la moglie scappa, anche lei scappa in Francia, e cosa succede dei figli? Lei scappa da sola. E qui comincia la prima svolta della vita di Grothendieck. I 2 resteranno in Francia, i figli invece rimarranno, e adesso vediamo dove, e loro andranno a combattere in Spagna, saranno non proprio nei combattimenti, visto che non c'aveva un braccio. E nel 1933, come abbiamo detto, la mamma scappa e Maida è mandata in un centro per persone disabili. Quindi vengono lasciati da soli questi ragazzi, mentre Alexander è lasciato in affidamento a un pastore, un certo Wilhelm Heidorn, vicino ad Amburgo. Allora, questo è il primo passo di una vita eccezionale. Allora, la sorella viene mandata in un centro disabili, mentre il nostro Alexander Grothendieck viene mandato in questo centro. Chi era questo personaggio? Il pastore Heidorn è un pastore, non è una persona qualsiasi, è stato ufficiale dell'esercito, poi è diventato prete, è stato anche praticante di una medicina alternativa, una specie di naturapata, qualcuno che usava la natura. E questo all'inizio del periodo,
diciamo, dell'avvento di Hitler, era in qualche maniera un ritorno alla natura, un ritorno alla vita, diciamo, ariana, in contatto con la natura germanica. E quindi all'inizio questo era stato anche visto in maniera molto positiva dal partito nazista. Poi si è scoperto che si preferiva cose un po' più chimiche, diciamo, rispetto a questo avvicinamento alla natura. Quindi all'inizio era entrato per così dire, nelle grazie del partito nazista, più tardi questa attitudine del pastore Heydorn ha perso questa patina di positività ed è stato, come dire, espulso dal partito nazista. E quindi è stato messo fuori legge e più tardi anzi, ha dovuto chiudere addirittura questa scuola. La scuola era di stampo steineriano, quindi la sorella era finita in un asilo per disabili mentre lui ha continuato a studiare. A causa dell'opposizione, come ho detto, al regime nazista la scuola è chiusa. Quindi nel 1939 il nostro Alexander si ricongiunge alla madre che ha finito la guerra, diciamo, di Spagna, e vivono insieme vicino a Montpellier. Però viene dichiarata la seconda guerra mondiale. Shapiro, come tutti quelli che hanno combattuto in Spagna in quel momento, viene richiuso in quelli che erano dei campi di concentramento, nel suo caso a Le Vernet, che è nei Pirenei, ricordiamoci questo Le Vernet nei Pirenei, e successivamente viene deportato ad Auschwitz, e dove muore nel 1942 essendo ebreo. La leggenda dice che è stato in 16 prigioni diverse di 16 nazioni diverse, non certo per furto. Si dice che verso la fine della propria esistenza Alexander, quello di cui parleremo, il matematico, suo figlio, non avesse ben chiaro chi fosse suo padre, perché nello stesso periodo c'era un altro molto famoso, diciamo, agitatore anarchico che aveva lo stesso nome, Alexander Shapiro, e poi vedrete come mai la confusione del nostro matematico. Qui vedete un busto di Sasha a Parigi, un ritratto di Sasha mentre era in questo campo di concentramento. All'inizio della guerra, Anka, che era cittadina tedesca, viene messa anche lei in un campo di concentramento, cioè diciamo internato, a Rieux-Creux, vicino a Mende, che è non lontano da Montpellier. Alexandre però continua a studiare, mentre la sorella non abbiamo alcuna notizia. Una volta, addirittura per dare l'idea di questo Alexander che voleva seguire il modo di fare del papà, scappa da questo campo. Capite che questo è qualcosa di molto pericoloso. Dice che voleva andare a uccidere Hitler, no, è stato catturato, ma non gli è successo assolutamente nulla. Nel 1942 Alexander, che ha 14 anni, ebreo, la Francia è stata occupata dai nazisti, viene mandato in un remoto villaggio a sud di Lione, a Grenoble. Allora, supponiamo, mi immagino che la stessa cosa fosse successa a me o oppure al consocio Andrea Dagnolo e fossimo mandati in qualche remoto villaggio delle Alpi. Il massimo che avremmo trovato in questo remoto villaggio delle Alpi sarebbero state delle caprette, dei funghi, delle cose di questo tipo. No, invece questa è una situazione ancora eccezionale. Dove è finito Alexander Grothendieck? Vive a Les Chambon, una comunità gestita da un pastore Trocmé che era fondata su ideali di non violenza e solidarietà. Vabbè, uno dice bravi. E questa è incredibile, una svolta ancora incredibile. Perché? Scusate. Perché Les Chambon era un vero comune che ha nascosto gli ebrei per poterli poi trasportare in sicurezza verso la Svizzera. E nel 90 questa cittadina è stata insignita come giusta tra le nazioni. Ci sono solo 2 cittadine, diciamo, che hanno questa onorificenza. È Les Chambon e Nieuwland in Olanda. Queste sono le sole. Abbiamo perfino un film sul paese, La collina aux mille enfants delle Chambon, che è uscito. Grothendieck lì poté studiare, c'era perfino un collegio internazionale e ha potuto finire i suoi studi. Quindi veramente una fortuna incredibile. Questo è il reverendo Trocmé nella sua divisa d'ordinanza. E continuiamo. La guerra è finita, Alexander ritorna dalla madre, che vive a Montpellier adesso, non aveva passaporto, essendo cittadino tedesco, ma il papà era apolide, si iscrive come studente a Montpellier
e i due sopravvivono grazie alla borsa di studio di Alexander, e Montpellier però era un'università veramente provinciale. La Francia era, e lo è ancora, un po' Parigi-centrica. Parigi è Parigi, l'altra è la provincia, nel vero senso della parola. E all'epoca Montpellier, pur avendo una storia molto lunga come università, molto antica, soprattutto in giurisprudenza e in medicina, da un punto di vista scientifico, matematico, non era esattamente la migliore in quel momento. Gli insegnanti lo annoiano, lui che era effettivamente brillante, lavora una teoria che è quella della misura e riscopre qualcosa che aveva fatto Lebesgue 30 anni prima. Nessuno laggiù lo sa questa cosa, che fosse una cosa già conosciuta, lui la presenta e dice: ho trovato qualcosa di nuovo. Ed eccolo mentre si dà da fare, vedete, mens sana in corpore sano, mentre raccoglie anche uva da quelle parti. Nel 1948 viene mandato a Parigi con una lettera di raccomandazione a Élie Cartan. Ancora anche qui, quindi un'università alla fine del mondo, ha una lettera di raccomandazione da un collega, diciamo, da un professore che un collega laggiù che non conosce le nuove, cosa sta succedendo nella matematica, diciamo, del suo tempo, e lo manda da qualcuno che lui considera un professore di grande rinomanza. Solamente che Élie Cartan è un po' vecchierello, è molto molto vecchio, e quindi si ritrova una lettera di raccomandazione che serviva a poco, e Élie Cartan dice, lo indirizza al proprio figlio. Ora, che ci sia, diciamo, questa filiazione anche da un punto di vista matematico, che il padre sia un grande matematico e il figlio lo sia, posso forse vedere anche i miei figli, sono bravi, ma io non direi che siano così bravi. Però Alexander ha questa fortuna, il padre è sulla via, diciamo, di quello che potrebbe essere un'altra vita, e mentre dice: vai a conoscere mio figlio, e vai da mio figlio Élie Cartan. Élie Cartan era un grande matematico, ma non solo era un grande matematico. Prima di tutto gli dice: guarda, la teoria dell'integrazione la conosciamo da circa 30 anni, ma seconda cosa, gestiva un seminario che si chiamava e si chiama ancora Seminario Cartan, che raccoglie dentro di sé i migliori matematici, diciamo all'epoca soprattutto, presenti al mondo. Quindi quel seminario era frequentato da André Weil, Jean Leray, Claude Chevalier, Jean-Pierre Serre, che poi avrebbe avuto una Medal Fields, che è il nostro premio Nobel per i matematici, Armand Borel, Pierre Cartier, François Brouat, persone di grandissimo livello. Tutti seguivano il seminario Cartan, che era iniziato dal padre e continuato dal figlio. Cartan vede questo ragazzo, 20 anni, che non è così forte, e lo manda in un'altra università, diciamo, università di provincia, che è Nancy, per lavorare con due giovani, Laurent Schwartz e Jean Dieudonné. E lì si porta con sé anche la mamma. Allora, questo è un altro grande colpo di fortuna. Cioè, di fronte al fatto che questo era una persona che aveva studiato a Montpellier, non conosceva niente, è stato a questo seminario dove aveva contattato delle persone eccezionali, dicono: vabbè, vai da due ragazzotti a Nancy che era provincia, e se c'è qualcosa più in là di Nancy c'è solo la Germania, e dice: andate, vai a studiare con questi due qua. Va bene, si trasferisce con la madre, Schwartz gli propone di leggere un suo recente articolo di analisi funzionale. Allora, quanti di noi hanno dato delle tesi di dottorato? Non lo so, io parlo per me, però non sempre sono così eccezionali. Si danno, poi le cose non funzionano, le cose funzionano, certe volte sì, certe volte no, non come le aspettative. Ma che succede? L'articolo si concludeva con 14 problemi aperti. Bene, bravo, fai questi problemi, risolveli. Solo che Schwartz ha ottenuto il premio Nobel Medal Fields nel 50, l'anno dopo, anche sulla base di quell'articolo. Quindi gli si dà in mano a questo ragazzo di 20 anni questo articolo e si dice: guarda, vai avanti da solo. Questo si becca la Medal Fields l'anno dopo, e Alexander in pochi mesi li risolve tutti questi 14. E dice: bene, vuol dire, uno poteva anche risolvere 14 stupidi problemi e non avrebbe portato niente, solamente che questi 14 sono stati dati da qualcuno che aveva dato la Medal Fields. Però
Alexander, non solo questo, da una relazione con la sua padrona di casa è diventato anche padre, quindi veramente una cosa, è un matematico a tutto tondo. Quindi uno sconosciuto da un'università completamente oscura, una carriera ortodossa risolve tutto e tutti questi problemi proposti. E vi assicuro che i problemi di analisi funzionale, cioè limiti di spazi di Banach che diventano gli spazi di Fréchet e limiti di spazi di questo tipo e prodotti tensoriali completati, hanno, per il mondo dell'analisi funzionale, ci è voluto diverso tempo per poterli utilizzare appieno. Quindi ha fatto veramente delle scoperte eccezionali, 20 anni. Eccolo qua, mens sana in corpore sano, qua non si vede il figlio al momento, ma insomma, quello è. Bene, ok, quindi ottiene il PhD all'età di 25 anni e ne ha risolto i 14, ne bastavano uno per avere questo. Per alcuni anni continua a lavorare sull'analisi funzionale. Ops. Allora è apolide, ha un passaporto Nansen, quindi deve trovare lavoro. All'epoca in Francia era difficile, lavora in Brasile, dove dice, lo dice lui stesso, dove dice di aver mangiato solo banane e latte e lavorato. Poi va nel Kansas, lì non abbiamo reports di cosa abbia mangiato, lì ve lo dico. Sotto l'influenza di Jean-Pierre Serre, vi ricordate del seminario Cartan, passa alla geometria algebrica. Quindi nel 54, siamo intorno al 55, e dimostra un teorema che adesso che precedentemente si chiamava di Hirzebruch-Riemann-Roch e poi diventa il teorema di Grothendieck, Hirzebruch-Riemann-Roch. Parla all'ICM. ICM è l'International Congress of Mathematics, che si fa nel 58 a Edimburgo, a 30 anni. È il momento in cui si dà la Medal Fields, cioè il premio Nobel, e si invitano i migliori matematici a parlare delle nuove scoperte. Quindi 30 anni, eccolo nel momento in cui sta per parlare. Bene, però lui è apolide, deve trovarsi un lavoro. Cosa succede? Qui ha un altro colpo di fortuna. Negli anni 50, Léon Monchamp, che era stato impressionato dall'Institute of Advanced Studies negli Stati Uniti, dove aveva lavorato anche Einstein, vuole fare la stessa cosa in Francia. Quindi lui fondò e soprattutto finanziò, questa è la cosa importante, l'Institut des Hautes Études Scientifiques, IHS. Qui adesso abbiamo l'inglese e IHS. In un sobborgo a sud di Parigi, Bure-sur-Yvette. Nominò un altro colpo di fortuna. Chi ha nominato come scienziato di punta? Dieudonné, che era il mentore a Nancy di Grothendieck, e a questo punto Dieudonné dice: guarda, c'è Grothendieck che è bravissimo, lo portiamo all'IHS a lavorare. Quindi c'ha un lavoro. Ha un lavoro ed è fantastico perché, come sapete, questo è il centro di ricerca, come l'Institute e come è l'IHS, sono dei posti in cui non si deve insegnare, ci si può dedicare alla ricerca in tutta la sua potenzialità. Quindi Grothendieck intraprende un progetto ambizioso, la rifondazione della geometria algebrica. Quindi, aiutato da Dieudonné, che era il suo vecchio maestro, ma adesso diventa uno scriba, comincia a scrivere Éléments de géométrie algébrique tra il 60 e il 67. Sono 4 capitoli in 8 volumi, ciascuno lungo centinaia di pagine, e sto parlando di matematica originale. Chi ha fatto matematica sa che c'è un prologo di diverso, ma qui siamo dall'inizio alla fine, ci sono 2 pagine di introduzione e poi si comincia con teorema, lemma e così via. Questi siamo a centinaia di pagine. Si sposò, ebbe 3 figli, quindi ci ricordiamo che questo, niente scuola pubblica per loro, vista la sua vita precedente, la sua casa era aperta, però lui viveva in una maniera estremamente, rutinosa, nel senso che lavorava 7 giorni su 7, 10-12 ore al giorno, sempre, anno dopo anno. Grothendieck dirige anche proseguendo quello che era lo stile del seminario, dirige anche un seminario che si chiama Séminaire de géométrie algébrique, i cui risultati sono una parte nelles éléments de géométrie algébrique, ma sono anche pubblicati. Sono altri 13 volumi, diversi migliaia di pagine, sempre originali. Lì convergono allora tutti i migliori studenti dell'École Normale e dell'École Polytechnique di Parigi, qua stiamo parlando di Lucy, Renaud, Berthelot, Deligne, ma anche gente dagli Stati Uniti, soprattutto da Princeton, Katz, Messing, August, Mumford, August era invece l'MIT, Mumford. Distribuisce liberamente le sue idee, quindi ha questo gruppo di persone, parla di
di quelle che sono le sue idee, dice quello che dovrebbero essere i risultati che dovrebbero essere risolti e svolge questo seminario settimanale. Ecco, vedete, questo è lo stile, lui parla ai ragazzi, non solo ragazzi, in questo pavillon che è dell'IHS, che esiste ancora, che è una sala della musica. Qui, ecco, che spiega quelle che erano le loro idee, Dieudonné riprendeva, si mettevano a posto e venivano pubblicati. Come vi ho detto, diverse migliaia di pagine. Gli viene conferita la Medal Fields finalmente nel 66 a Mosca. Però Grothendieck si rifiuta di andarci. Voleva protestare contro la situazione del trattamento dei dissidenti nella Russia comunista dell'epoca. Però la cosa strana, 66, quindi per il momento ha 38 anni, non aveva mai fatto un gesto politico in pubblico. A differenza del suo mentore, Schwarz, che aveva veramente combattuto, diciamo, contro la guerra di Algeria, aveva manifestato molto, però lui non aveva mai dato alcun tipo di segno politico fino a quel momento. Comincia ad avere problemi con Monchan, quello che paga, diciamo, l'IHS, e anche con il nuovo arrivato all'IHS che è René Thom, che come sapete è quello che ha sviluppato la teoria delle catastrofi. Nel 69 Alexander decide a 41 anni di visitare il Vietnam del Nord nel pieno della guerra e in seguito terrà al ritorno discorsi politici riguardanti, diciamo, a pieno sostegno del Vietnam del Nord contro, diciamo, il Vietnam del Sud e l'aiuto degli Stati Uniti. Eccolo qui. Qui è un momento, si dice, cioè è scritto nelle sue memorie che ha fatto dei corsi di omologia da noi ed è stato anche fermato, insomma, dai bombardamenti. Qui lo vediamo anche visitare un centro, qui non si sa cosa abbia insegnato, non penso omologia abbia insegnato a questi ragazzi, però ad ogni modo ha visitato anche questi villaggi. Nel 68, allora ricordiamoci cosa succede, nel 68 c'è la rivolta politica prima di Berkeley, poi di Parigi, e il nostro Grothendieck, Alexander Grothendieck, comincia a preoccuparsi dell'ambiente, comincia a pensare a qualcos'altro che non sia la matematica e a fare figli, perché ne aveva fatti 4. Quindi pensa alla corsa degli armamenti, al problema della minaccia nucleare. E nel 70, quindi all'età di 42 anni, lascia improvvisamente l'IHS e dice di voler abbandonare la matematica. Quindi a 42 anni, dopo aver preso il premio Nobel, dice non voglio più continuare la matematica. Bene. Allora, ha scoperto che l'IHS è finanziato dal Ministero della Difesa francese. Lui, che era coinvolto con la politica, comincia a dire che non vuole più rimanere. Monchan, però, non fa nulla per trattenerlo. Quello che era la sua star non gli interessa più di averlo, visto che stava un po' rompendo le scatole. Deve parlare all'ICM, che dovrà essere fatto a Nizza nel 70. L'ICM è il solito congresso per la Medal Fields e viene invitato a parlare, visto che lui è ancora una star da un punto di vista matematico. Però lui fonda un movimento ecologista, ambientalista e pacifista che si chiama Survivre et Vivre. È un movimento internazionale, come è scritto nel logo, per la sopravvivenza della specie umana. Grothendieck è totalmente impegnato, lascia la moglie, i 3 figli, non si sa niente dell'altro figlio di Nancy, e va a vivere in una comune. Quando viene invitato a conferenze, in particolare l'ICM di Nizza, insiste nel voler parlare quasi esclusivamente di ecologia e di armi nucleari. Viene spinto a parlare di matematica, ma come si vedono in certi suoi disegni, quando risponde per dire sì, vi parlerò, però si vede la sua, diciamo, tendenza a evitare. Il suo comportamento lo costringe lontano dal milieu matematico dell'epoca. Litiga con la maggior parte dei suoi ex amici, compreso Dieudonné. Eccolo qui, questa è una visione, ci ricordiamo di quel periodo, vedete questo è Grothendieck in mezzo che vive nella comune, abbiamo il monaco buddista, un po' di vita tutto intorno. Ci manca la musica e ci siamo. Poi nel 73 si trasferisce in un villaggio rurale vicino a Montpellier e di questo lui era partito dalla Germania, è andato a Montpellier con la mamma, ritorna vicino a Montpellier, dove assume l'incarico di professore universitario. L'università che gli aveva detto che non gli aveva detto che una cosa era stata scoperta, però ritorna a Montpellier. Lì insegna in modo irregolare, ha una scrittura ossessiva delle sue meditazioni matematiche. Le sue meditazioni matematiche sono raccolte in un volume che si chiama Raccolte Semaie.
E sono migliaia di pagine, è una specie di stile di Joyce, Stream of Consciousness. C'è ricordi, lamentele, però c'è sempre la matematica dello sfondo. Nel frattempo ha avuto un altro figlio da una nuova relazione. Però non ha abbandonato la matematica. Nell'80 scrive la Long March attraverso la teoria dei schémas. Sono 1600 pagine, dando origine a una nuova branca della geometria algebrica detta geometria anabeliana, che è molto in voga, soprattutto in Giappone in questo periodo. Nell'83, adesso Alexander ha 55 anni, scrive La Poursuite des Champs. È una lettera di 600 pagine con nuovi collegamenti tra la geometria algebrica e la teoria dell'omotopia algebrica, che è un campo che è veramente molto attivo adesso. Scrive anche in Esquisse d'un programme, che è un'estensione della teoria di Galois, che era una domanda per un grant. Nel 91 scrive Les Dérivateurs. Era un manoscritto di 2000 pagine, ancora originali, che anticipa le idee sviluppate da Vladimir Voevodsky, che ha avuto la Medal Fields nel 2002. Eccolo, alla fine degli anni 80, il nostro Alexander. Grothendieck si ritira nell'88, quindi è nato nel 28, si ritira a 60 anni, come all'epoca era la regola, e si trasferisce in villaggi ancora più piccoli e remoti, prima nei pressi di Montpellier e poi nei Pirenei, non lontano da dove era morto suo padre, cioè dove è stato internato suo padre all'Evernay. E ha contatti minimi col mondo, si dedica alla spiritualità, avete visto col monaco buddista, dopo una breve conversione al buddismo va verso il misticismo cristiano e decide di digiunare come i padri del deserto, a volte rischiando di morire nel farlo, e dice che vuole sperimentare la morte cosciente. Adesso si capisce anche come ci fosse questa confusione tra il papà e l'altro anarchico. Nel 2010 ha chiesto di fermare, questo non è neanche italiano, mi scuso con i colleghi qui, la vendita delle sue opere e ha ordinato che tutti i suoi libri fossero ritirati da tutte le biblioteche del mondo, tutte queste migliaia e migliaia di pagine. Non è successo questo. Scrive compulsivamente migliaia di pagine di meditazione, di opera teatrale, la Clé d'échange e così via. Io non mi fermo su questo perché è la parte un po' più, diciamo, strana della sua esistenza. È morto nel 2014. Ecco, qui è una visione, vi lascio, vedete, Marseille, c'è Le Chambon che è vicino a Grenoble, non tanto vicino alla Svizzera però, e l'Evernay nei Pirenei e Saint-Giron dove è morto. Uno si può chiedere come mai abbia abbandonato. Non sono così interessato al perché questo è, se andate a vedere diciamo, se andate a cercare quello su cui si studia, al di là della matematica, quello che viene studiato di Grothendieck è soprattutto l'ultima parte, questa sua vita un po', diciamo, una sua vita così. Allora, perché? Esaurito. Lui ha lavorato 20 anni, 12 ore al giorno, quindi può essere. E poi il lavoro che voleva terminare non aveva fine, questo era chiaro, e non ha ancora fine. La sensazione di aver tradito gli ideali dei suoi genitori, avete visto i genitori come avevano vissuto, e lui viveva in questo milieu bourgeois del sud, della periferia sud di Parigi, insomma era un modo diverso di vivere. Quindi poi è un motivo anche per il suo andare nella comune. E i fantasmi di un'infanzia, perché pensate è stato abbandonato a 6 anni in questa comune, poi è mandato dall'altra parte e così via, insomma è una vita abbastanza dura, non sapremo mai e non è la cosa che ci interessi, diciamo. Ed ecco verso la fine della sua esistenza mentre provava la morte cosciente. La matematica, qui qual è la matematica? Diede una nuova filosofia e un approccio alla matematica completamente diverso. L'algebra, la teoria dei numeri e la geometria e anche la logica sono state completamente trasformate dalle sue idee. Il teorema di Fermat senza l'opera di Grothendieck non sarebbe stato risolto. E anche nella fisica teorica i metodi usati nella teoria delle stringhe sono classicamente di geometria algebrica fondata da Grothendieck. Ottenne la Medal Fields nel 66, ma sulle sue idee delinea nel 78, con la congettura di Weil, ha ottenuto. Faltix nell'86 ha ottenuto la Medal Fields e Edward Witten nel 90 con la teoria delle stringhe, tutti basati sulle sue idee. Ma qual era la matematica di Grothendieck? Grothendieck era motivato dalle idee.
non interessava risolvere il problema specifico, voleva vedere il problema come un piccolo passo all'interno di una grande teoria, come un piccolo corollario di qualcosa di molto più articolato. Era particolarmente interessato alle congetture di Weil, che poi erano state dimostrate in parte da Alexander Grothendieck e poi dimostrate completamente da Pierre Deligne. A questo punto vorrei ricordare che una prima parte era stata inizialmente provata da Bernard Dwork, che è stato professore a Princeton e poi è venuto qui a Padova a insegnare. La sua filosofia era quella di comprendere a fondo le strutture sottostanti, rimuovere tutti gli sfondi per fare in modo che il problema uscisse nella sua, diciamo, scheletrarietà. Quindi poi la soluzione diventava qualcosa di tautologico. Se mi posso permettere un paragone biblico, era un po' come l'assedio alle mura di Gerico. C'è stato un assedio per tanto tempo, poi bastava alla fine per far dissolvere le mura una processione con le trombette, con i cimbali, e le mura cadevano e il problema veniva risolto. Quindi l'idea era di fare questa teoria globale, in cui tale problema fosse solo una piccola parte. E per far questo immaginava le cose e quindi prima di andare per la teoria aveva in mente, un po' come quelli che i latini davano come nome nomen omen, quindi queste teorie avevano un nome che dovevano prefigurare quello che doveva essere veramente la sostanza di questa teoria. Ma spesso questi nomi erano, e come vedete questa è la foto finale, questi nomi erano indicati come nomi di cui un paese di cui si conosce solo il nome e poi bisogna andare a scoprire come è fatto questo. Quindi il nome doveva evocare quello che doveva essere e poi c'era lo sviluppo matematico che andava a dare sostanza a questo nome. Io mi fermo qui e ho concluso. Grazie Bruno, molto appassionante anche per i profani, per noi profani. Ci sono delle domande dalla sala e poi da remoto? Ti prego, Daniel. Aspetta che arrivi, se no non ti sentono da lontano. Dove è stata, quei funghi? Qual è la montagna? Grazie, io sono quello delle caprette e dei funghi. È noto. Sì. Allora, per riprendere quello che era la passione del nostro consocio Bruni, che adesso è tornato fuori sulle parole, tra l'altro è stato citato madre patria e fatalità, lui aveva madre e padre complicati e no madre patria. Puoi dire qualcosa su questo ultimo fatto, quindi che le parole sono importanti, forse non solo per... Sì, anche, tipo hai citato Chant, c'è un'altra cosa che è motif, lui era anche molto lirico quando... Sì. Questa è la parte, voi pensavate di esservi, grazie, sfangati la parte matematica, ma ci siamo. No, vabbè, però... E ci siamo, eccolo qua. Allora, no, questa è molto facile. Allora, volevo i nomi, schemi, motivi. Quindi lui ha introdotto un mondo matematico che si chiama i motivi. Vediamo un po', spero di riuscire a spiegare cosa sono. Noi sappiamo che sono i motivi musicali, vero? Esattamente da questo. Quindi il nome, un paese che non ha nome. Quindi voi prendiamo questa equazione, vedete x quadro y quadro uguale a 1. Questa la conosciamo dalle scuole medie. Sì, perché è il cerchietto, vedete? È il cerchio. E noi prendiamo due coppie di numeri reali e facciamo il cerchio. Ok? Allora, però, dopo i reali, e questo cominciamo a essere qualcosa di più difficile, ci sono dei numeri un po' più complessi, che si chiamano complessi. Sono numeri complessi e quindi sono talmente belli che se uno prende il quadrato di un numero, questo fa meno 1. Se voi fate 5 per 5 fa 25, meno 5 per meno 5 fa 25, sempre positivo. Invece questi fanno così. Si aggiungono nuove soluzioni. E questo Riemann ha cominciato a studiare le stesse equazioni in questo mondo arricchito. Allora andiamo a vedere il cerchio come diventa. Vedete, l'equazione x quadro più y quadro diventa una sfera in questo mondo arricchito. Se poi aumentiamo il grado, vedete, l'equazione diventa una ciambella. Se andiamo a vedere tutti i punti, uno dopo l'altro, diventa una ciambella con un buco. Se poi, quella di prima sarebbe quella che si chiama... scusate. Quello di prima, questo sarebbe le curve ellittiche che si chiamano.
Se poi aumentiamo, vedete, siamo arrivati a livello 5, ci sono 2 buchi. Ci sono 2 buchi. Qui siamo nel mondo dei complessi. E questi buchi si chiamano invarianti, sono degli invarianti. Questi invarianti non cambiano. Se, ovviamente bisogna fare delle trasformazioni che siano, se voi prendete una ciambella e ve la mangiate, non c'è più buco, vero? Quindi ci devono essere delle trasformazioni di carattere che si chiamano olomorfo, devono essere delle trasformazioni consistenti, non distruggenti. E i buchi rimangono. Ma i matematici hanno scoperto che oltre a questi numeri reali, vedete, i complessi, ci sono altri campi dove possiamo fare queste operazioni. Dove possiamo prendere un numero, moltiplicarlo per se stesso e cercare le soluzioni. Altri corpi dove queste cose succedono. Vediamone uno. Lo vediamo? Certo. E qua, l'orologio. Allora i matematici si arrabbieranno, però vediamo, sull'orologio possiamo fare tutte le operazioni che voi pensate. 7 più 6 cosa fa? Sono le 7, passano 6 ore fa l'1. 3 per 4, sfortunatamente fa 0, perché 3 è mezzanotte e 0. E poi possiamo fare 5 per 4 fa 20, le 20 sono le 8, non abbiamo tutto, dobbiamo tornare alle 8. Quindi si possono fare tutti questi numeri. Per esempio 3 più 9 fa 0, ci sono anche i negativi, 3 meno 3 fa 0, 3 più 9 fa 0, quindi ci sono anche i negativi, si possono fare tutte queste operazioni. Bene, e allora magari ci sono tanti orologi, c'è l'orologio 2, 3, 4, 5, 6, 7, potete fare tutte queste operazioni in tutti questi orologi. C'è un piccolo problema che noi non è che vogliamo che 2 numeri facciano 0, la moltiplicazione 5 per 6, questo non lo vogliamo. Quindi bisogna andare su certi corpi, quindi campi, Fn con n elementi. Però dobbiamo scegliere un numero particolare, non è che possiamo, 12 non va bene, 7 va bene, quel P che scrivo lì vuol dire un numero primo. Quindi possiamo fare corpi, campi, possiamo fare queste operazioni su Fp, Fp quadro, Fp alla terza, e così via. Quindi se prendiamo il numero P uguale a 2 avremo F2, cioè è l'orologio con 2 elementi. Se facciamo F4 è l'orologio con 4 elementi e così via. Allora, qual è il mondo adesso? Invece di R quadro, prima all'inizio vi avevo fatto il piccolo esempio del cerchietto. R quadro è il vostro piano, abbiamo fatto i numeri complessi, questo è 4-dimensionale ma non lo guardiamo, e possiamo fare la stessa cosa sulle coppie. Andiamo a risolvere la stessa equazione su questi nuovi campi, F2, Fp quadro e così via, su queste coppie. Beh, intanto vediamo com'è fatto il nostro piano in questo caso. Il nostro piano, per esempio, qui è fatto da quei 4 punti. Attenzione, non siamo nel mondo discreto. Il nostro piano in questo mondo è fatto da quei 4 punti. Non stiamo guardando il resto, sono quei 4 punti, poi questo è fatto da 16 punti, questo è fatto da 8 punti. Vabbè, andiamo a risolvere le equazioni, la stessa equazione x quadro più y quadro uguale 1 in questo nuovo mondo. Sono quei 2 punti. Vabbè, uno dice, bene, andiamo a vederlo qua, quella stessa equazione qui è fatta da quei 4 punti. Vabbè, bene, e questo, x quadro. E qual è stata l'idea di Grothendieck? L'idea è l'equazione è sempre la stessa, ma cosa c'è sotto che mette assieme tutte queste cose? Questo è il senso della congettura di Weil. Cosa c'è tra questo? I buchi che vedevamo prima, come li vediamo all'interno di questi puntini che abbiamo qua adesso? L'idea è stata quella di dire che c'è uno schema sotto. Però ha un senso matematico, adesso ha un senso matematico questo schema. L'idea era nomen omen, schema c'è, è stato trovato. E poi, in questo caso, lo schema è governato dall'equazione, è molto semplice. Non importa da dove si guardi, se guardavamo i buchi, li avevamo visti i buchi, vero? La ciambella aveva i buchi. Ma se invece ci mettiamo negli altri campi, dovremmo ottenere le stesse informazioni. Cioè, noi sappiamo che quell'equazione ci portava a un certo buco, d'accordo? Beh, noi possiamo dimenticare i buchi, possiamo dimenticare il mondo reale, andare a vedere il mondo fatto da
da quei puntini e da quei puntini risalire al fatto che nel mondo reale c'erano 2, 3, 4, 5, 6 buchi. È un po'... quindi dobbiamo avere le stesse informazioni a livello di invarianti, visti in modo diverso ma sempre gli stessi invarianti, come un motivo suonato da diversi strumenti. Quindi ogni campo ha lo stesso motivo suonato in modo diverso, però le note sono sempre le stesse. I buchi si vedranno ancora. Grazie Bruno. Rapidamente un'altra domanda. Eccolo qua. Grazie professor Chiarellotto. Ma diciamo, se come un motivo può evolvere, non so, come un pezzo di Theodorakis, da prima lento a poi velocissimo, in un fenomeno naturale che non è la corrispondenza tra forme statiche. Per esempio un fenomeno naturale che può essere, non so, la goccia di latte che prima è bella regolare, poi la butti nel tè e si evolve. Okay? C'è una possibilità di descrivere questa evoluzione con i motivi? Allora, su questo devo dire che il mio direttore di tesi, che è stato uno che ha un po' seguito verso la fine Grothendieck, quello che tu dici è collegato un po' a problemi differenziali dal mio punto di vista. Grothendieck non ha mai avuto un atteggiamento molto aperto ai problemi differenziali. Il fatto che avesse fatto all'inizio l'analisi funzionale è spazi vettoriali con topologia, però questo è lo studio, e soprattutto voleva linearizzare ogni problema, questo era il suo, cioè quindi nelle sue opere c'è pochissimo, quasi nulla di equazioni differenziali. Quindi quello che stai dicendo, lui riusciva a vedere le cose come evoluzione di varietà che si muovono nel tempo, ad esempio, o varietà che dipendono da più parametri. Questa era la sua idea. Quindi quello che stai dicendo può rientrare in questo, però è assai difficile dal mio punto di vista. Grazie. E io devo ringraziarti e devo tagliare la discussione, purtroppo, non senza però un'osservazione, che io pensavo che l'eccentricità dei matematici si limitava a quella di Andrew Wiles, che dimentica di andare i figli a prendere a scuola, che venivano regolarmente presi su da un collega idraulico che conosco bene. Insomma, mi pare che il caso di Grothendieck sia si arriva a livelli molto maggiori di grandezza. Grazie Bruno, Niente, molto bello. Piacere.